Eder. Mech. Pallister. La scomparsa e la successiva morte di Liliana Resinovic rappresentano un caso ancora avvolto da molti interrogativi. E la scelta di uscire senza telefoni cellulari rappresenta uno degli aspetti più enigmatici. Uscita senza cellulari, possibili spiegazioni. In ambito criminologico, quando una persona esce di casa senza portare con sé il telefono, soprattutto in un contesto temporale moderno, come nel 2021, emergono diverse ipotesi interpretative. La persona può decidere consapevolmente di lasciare i telefoni per evitare di essere tracciata o per non essere disturbata. Questo può succedere quando si vuole incontrare qualcuno in modo riservato, e si teme di essere controllati o spiati, oppure si desidera evitare discussioni o spiegazioni. In alcuni casi, persone in stato di ansia, depressione o alterazione psicologica possono uscire senza i dispositivi abituali. Anche inconsapevolmente, è possibile che la persona sia stata indotta a uscire, con un pretesto, lasciando il telefono, magari con la promessa di un ritorno rapido, oppure sotto coercizione psicologica. Per chi osserva, l'assenza del telefono può sembrare un dettaglio secondario, ma potrebbe indicare che la persona non prevedeva di tornare a casa. Considerazioni finali: l'uscita senza telefoni non è di per sé un indizio di reato, ma nel contesto di una scomparsa e successiva morte assume un significato forte. In criminologia, è importante valutare le abitudini della vittima, il contesto relazionale, c'erano conflitti, relazioni parallele, il livello di autonomia e controllo nella vita quotidiana, l'orario, il meteo e le condizioni ambientali dell'uscita. La vicenda di Liliana Resinovic è effettivamente uno dei casi più controversi e discussi degli ultimi anni in Italia. L'elemento dell'uscita senza telefoni cellulari, in un'epoca in cui siamo quasi fusi con i nostri dispositivi, è un dettaglio che ha attirato molta attenzione e solleva interrogativi importanti. Perché una persona potrebbe uscire senza telefoni cellulari? Ci sono diverse ipotesi possibili, e tutte andrebbero valutate alla luce del contesto individuale e relazionale della vittima. Potrebbe aver lasciato i telefoni per non essere tracciata o per non essere disturbata. Questo è tipico nei casi in cui la persona intende incontrare qualcuno in gran segreto o in una situazione delicata. In alcuni casi, le vittime si allontanano da casa per fare una passeggiata, schiarirsi le idee o riflettere su situazioni familiari o relazionali, lasciando i dispositivi a casa proprio per prendersi una pausa dal mondo. Un'altra ipotesi, più inquietante, è che sia stata costretta a lasciare i telefoni o che qualcuno abbia simulato la sua uscita senza di essi, per depistare le indagini. Alcuni scenari ricostruiti in ambito criminologico portano a ipotizzare che l'assenza di telefoni sia un dettaglio funzionale a mettere in scena una scomparsa volontaria o un suicidio. Elemento che si ritrova in alcuni cold case. Ci sono casi simili in Italia e all'estero? Sì. Ci sono diversi casi analoghi in cui la vittima è uscita di casa senza telefoni e poi è stata ritrovata morta. In Italia, Roberta Ragusa, scomparsa nel 2012 a San Giuliano Terme, uscì di notte in pigiama, senza telefono. Il caso resta irrisolto, ma si sospetta un omicidio. Il dettaglio del telefono lasciato è uno dei nodi centrali dell'inchiesta. Elena Ceste, scomparsa nel 2014 a Costigliole d'Asti, scomparve apparentemente volontariamente senza telefono, ma fu poi ritrovata uccisa. Si ipotizzò un allontanamento per motivi di disagio psicologico, ma il marito fu condannato per omicidio. All'estero, Maura Marri, studentessa universitaria scomparsa nel 2004 negli USA, lasciò il telefono a casa o non lo usò più. Il caso è tuttora irrisolto e oggetto di studio da parte di criminologi e profiler. Claudia Lorenz, scomparsa nel 2009 nel Regno Unito, uscì apparentemente senza portare con sé il cellulare o altri oggetti essenziali. Scomparve e non è mai stata ritrovata. Si sospetta un omicidio legato alla sfera relazionale. Considerazioni criminologiche. L'assenza di telefoni può indicare una scelta consapevole e pianificata, un'azione imposta o suggerita da altri, un depistaggio post-mortem, come nel caso in cui i telefoni vengano lasciati deliberatamente in casa per dare un'impressione fuorviante. Improbabile nel caso Resinovic viste le celle agganciate dal cellulare.
Quando mettiamo insieme codici segreti nascosti dietro un quadro, noti solo al fratello e volutamente tenuti nascosti al marito, decine di migliaia di euro in contanti in casa, incompatibili con il tenore di vita, le pensioni e i movimenti bancari, assenza di spiegazioni chiare da parte di chi condivideva la vita e la casa con la vittima. Ci troviamo davanti a un contesto anomalo che non può essere liquidato come casuale. Qui entriamo in una zona grigia tra il mistero e l'indizio. Andiamo con ordine. Codici segreti e denaro, due elementi collegati? Molto probabilmente sì. Nel linguaggio non verbale e comportamentale, quando una persona nasconde dei codici segreti, nasconde dei contanti, dice al fratello: se dovesse succedermi qualcosa, dietro il quadro ci sono i codici, ma non dirlo a Sebastiano, sta lasciando una traccia intenzionale. Come in un testamento in codice, potremmo ipotizzare che i codici siano in realtà un modo per proteggere o rivelare la verità su quei soldi. Possibili spiegazioni, in ordine crescente di gravità o complessità. Liliana potrebbe aver messo da parte piccole somme in contanti nel tempo, tuttavia, decine di migliaia di euro non sono compatibili con pensioni modeste. In quel caso, però, perché tenerlo nascosto al marito? Questa ipotesi non regge in assenza di riscontri sullo stile di vita e sui movimenti di denaro. Forse Liliana riceveva aiuti o compensi che non voleva far sapere al marito, ad esempio un'eredità informale, prestiti, regalie, oppure entrate collegate a rapporti personali riservati. Ma anche in questo caso, perché nascondere tutto? E perché i codici? Questo scenario richiederebbe comunque una forte motivazione a mantenere il segreto. Se Liliana aveva scoperto qualcosa di irregolare o pericoloso, ad esempio denaro proveniente da fonti non lecite, attività sommerse, ricatti, estorsioni, potrebbe aver deciso di proteggersi. Documentare, lasciare tracce da usare in caso di emergenza. In questo scenario, i codici nascosti sarebbero password di dispositivi o conti, chiavi interpretative per accedere a file o documenti fisici, indicazioni su dove cercare altre prove. Il fatto che non volesse che il marito sapesse è un fortissimo segnale di conflitto di fiducia, e potrebbe indicare timore diretto nei confronti di lui o di qualcuno a lui vicino. Un'ipotesi più cupa, ma non da escludere, è che Liliana nascondeva quei soldi perché servivano a pagare qualcuno, o li aveva ricevuti per non parlare. In alternativa, li custodiva come prova o garanzia, in alcuni cold case legati a dinamiche familiari complesse o a reti opache. I soldi vengono tenuti in contanti per evitare tracciabilità, soprattutto se si sospetta un reato, ma non si vuole, o non si può, denunciare. Si teme che le autorità non possano intervenire efficacemente, si è coinvolti indirettamente in dinamiche più grandi, ad esempio qualcuno vicino coinvolto. Lettura criminologica combinata, denaro, codici, segreto uguale pre-mortem awareness. Tutti questi segnali insieme indicano che Liliana aveva una consapevolezza pre-mortem. Sentiva che qualcosa di grave stava per accadere o avrebbe potuto accadere. In criminologia, questi comportamenti sono noti come tracce differite della vittima, segnali che non rivelano esplicitamente la minaccia, ma che costruiscono una scatola nera della coscienza. Spesso l'unico strumento che la vittima sente di aver per proteggere se stessa o raccontare la verità dopo la morte. Conclusione: come interpretare tutto questo nel contesto dell'indagine? La presenza di denaro contante non giustificabile e di codici segreti deve essere considerata una prova indiretta di un contesto pericoloso. Il fatto che il marito non ne sapesse nulla è altamente significativo, soprattutto se unito ad altre incongruenze nel comportamento post-scomparsa. Questo rafforza l'ipotesi dell'omicidio relazionale premeditato o del coinvolgimento di terzi con un movente legato a denaro, segreti familiari, rapporti deteriorati, analisi criminologica approfondita e coerente con il metodo investigativo moderno. Questi dettagli tecnici, celle telefoniche, consumi elettrici, localizzazione, orologio fermo, ci permettono ora di produrre una ricostruzione ad alta probabilità, ragionando su spazio, tempo e comportamento, cronologia e dati certi. Alle 8:48 Liliana appare nel video dell'autobus a Piazzale Gioberti.
Alle 9:12 si registra l'ultimo aggancio del cellulare di Sebastiano nella cella di copertura di via Donadoni, sede del laboratorio. Dalle 9:15 alle 10:30 il laboratorio registra consumi elettrici oscillanti. Dalle 10:30 alle 12:15 i consumi elettrici sono stabili e bassi. Alle 9:17 l'orologio di Liliana è fermo, nella zona del ritrovamento. Orario incerto come riferimento effettivo di morte. Analisi spaziale. Distanze chiave. Da Piazzale Gioberti a via Donadoni. Laboratorio. Circa 1,5 km. Percorribili in auto in 5-7 minuti. Da via Donadoni al parco ex OPP. Zona del ritrovamento. Circa 2,2 km. 8-10 minuti in auto. Da Piazzale Gioberti al parco ex OPP. Circa 2,5 km. 10 minuti in auto o 30 minuti a piedi. Trieste è una città compatta, quindi l'autore del delitto ha margine logistico e temporale per agire in mobilità rapida, senza necessariamente allontanarsi molto dal centro. Ricostruzione criminologica possibile. Scenario: Sebastiano coinvolto. Alle 8:48 Liliana si dirige verso un incontro. È l'ultima immagine pubblica, è lucida, cammina da sola, non sembra agitata. Potrebbe dirigersi verso il laboratorio o un punto di incontro nelle vicinanze. Dalle 9 alle 9:15 potrebbe essere entrata nel laboratorio. Liliana potrebbe aver raggiunto Sebastiano nel laboratorio di via Donadoni. Potrebbero aver avuto un confronto, un dialogo privato, forse con tensione crescente. Dalle 9:15 alle 10:30, azione e gestione del corpo. I consumi elettrici irregolari sono compatibili con apertura o chiusura di porte elettriche, luci accese o spente, uso di attrezzature minime. Sebastiano non usa il telefono. Comportamento coerente con attività offline, compatibile con un crimine. Possibile momento della morte. Tra le 9:15 e le 10, dalle 10:30 alle 12:15. Stabilizzazione e inattività. I consumi elettrici costanti e bassi indicano una fase di stallo. Il corpo potrebbe essere già stato occultato nel bagagliaio dell'auto. Sebastiano si normalizza, si prepara a rientrare nella routine quotidiana. L'orologio fermo alle 9:17, segnale importante: se la morte fosse avvenuta nel momento dell'impatto o della caduta, l'orologio potrebbe segnare l'ora esatta della morte. Ciò corrisponderebbe perfettamente a una morte avvenuta all'inizio della finestra temporale, oppure l'orologio era già fermo, non utile come indizio. Ma allora perché portarlo con sé? Liliana curava il suo aspetto, quindi potrebbe essere una forzatura postuma, messa in scena, in mancanza di un'analisi forense tecnica sull'orologio. È difficile trarre conclusioni definitive, ma le 9:17 coincidono troppo bene con la finestra del crimine per essere ignorate. Cosa indica il comportamento di Sebastiano? Il cellulare è spento offline. Nessun traffico tra le 9:12 e le 12. Indica controllo e isolamento durante la fase critica, evita tracciabilità, azione intenzionale. Il laboratorio con consumi anomali è un indizio di attività fisica o manipolativa, non solo presenza. Dopo le 12, vita normale, postura da non è successo niente, classico di chi ha agito e ora depista. Questo è un comportamento da autore con sangue freddo, con capacità di gestire il tempo, accesso a un luogo controllato, padronanza della narrazione pubblica. Conclusione: modello ad alta compatibilità con omicidio nel laboratorio. Sebastiano Visintin, se coinvolto, avrebbe fissato un incontro chiarificatore con Liliana. Lui o lei lo propone, agito in modo impulsivo o premeditato nel laboratorio, gestito il corpo tra le 9:15 e le 10:30, depositato il corpo nel parco dell'ex OPP, poi rientrato nel suo ruolo sociale. La scelta del parco ex OPP potrebbe anche avere un valore simbolico: luogo abbandonato, silenzioso, difficile da raggiungere per caso. Modello investigativo completo, basato sui dati certi e su una ricostruzione logico-comportamentale secondo il metodo del criminal profiling integrato. Contesto pre-crimine, relazione coniugale logorata, convivenza fredda, conflitti latenti, presenza di terzo uomo, alta tensione relazionale, terreno fertile per omicidio passionale, codici segreti nascosti dietro un quadro, riservati al fratello.
Segnale di pre-mortem awareness. Liliana percepisce un pericolo. Denaro contante. Decine di migliaia di euro. Non giustificati. Potenziale movente secondario o elemento di ricatto o minaccia. Cronologia dettagliata del giorno del delitto, 14 dicembre 2021. Alle 8:22 Liliana parla al telefono con Claudio Sterpin. Ultima conversazione conosciuta. In casa o zona vicina. Alle 8:48 è inquadrata su autobus in piazzale Gioberti, Trieste, centro. Ultima immagine viva. Dalle 9 alle 9:15. Possibile incontro con Sebastiano nel laboratorio di via Donadoni. Percorso compatibile in 5-7 minuti. Dalle 9:15 alle 10:30. Consumi elettrici oscillanti. Probabile momento del delitto, gestione del corpo. Dalle 10:30 alle 12:15. Consumi bassi e stabili nel laboratorio. Fase post-delitto, calma apparente. Corpo già nel veicolo, verso le 12, ora massima stimata della morte. Coerente con analisi tanatologica, metodo e dinamica dell'omicidio. Metodo di uccisione più probabile. Asfissia meccanica, strangolamento o soffocamento con mano, cuscino, plastica. Nessun trauma evidente, nessuna arma da taglio o da fuoco. Tipico dei delitti intimi, silenziosi, controllati. Compatibile con luogo chiuso e protetto, laboratorio, dinamica ipotizzata. Liliana si reca nel laboratorio su invito o di sua iniziativa, incontro chiarificatore, discussione animata, eventuale rivelazione, soldi, separazione definitiva. Reazione impulsiva o premeditata di Sebastiano, uccisione rapida, corpo occultato temporaneamente in zona del laboratorio, ad esempio sotto telo, contenitore. Dopo un'ora viene caricato in auto e portato nel parco dell'ex OPP, occultamento del corpo e depistaggio. Il corpo è trovato in sacchi neri, occultamento artigianale, non professionale. La zona ex OPP è un luogo appartato, ma non troppo distante. Conoscibile da chi vive a Trieste, nessuna denuncia immediata di allarme, comportamento calmo e distaccato, elemento sospetto, costruzione mediatica del suicidio, tipico del colpevole che cerca controllo narrativo, assenza dei codici segreti, probabile distruzione o rimozione post-crimine, profilazione dell'autore, ipotetico, l'autore conosce bene la vittima, ha accesso alla sua fiducia o alla sua routine, ha un luogo protetto dove agire, laboratorio, mostra freddezza e lucidità post-crimine, ha un potenziale movente economico o relazionale, ha capacità di costruire una narrazione di comodo, profilo coerente con Sebastiano Visintin se coinvolto, non necessariamente come autore materiale, ma come ideatore, esecutore o complice consapevole. Note conclusive criminologiche. L'intervallo dalle 10:30 alle 11:30 è compatibile con un omicidio pianificato o esplosivo. Il laboratorio è il luogo perfetto, isolato, gestibile, familiare, con strumenti per occultare, pulire o contenere. Il parco ex OPP è una scelta fredda, ma simbolica, un luogo di emarginazione, dimenticato, adatto a buttare via un corpo come un rifiuto. L'assenza di codici e la presenza di denaro costruiscono uno sfondo oscuro, che rafforza l'ipotesi di omicidio relazionale con motivi multipli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.